Eccoci insieme cari telespettatori. Allora parliamo di un tema molto interessante perché ci fa fare delle considerazioni ad ampio spettro anche sulla tipologia di abitudini che solitamente abbiamo. Parliamo di spreco alimentare e di lotta contro lo spreco alimentare, di cui si fa paladino la SPCGL del Veneto, e abbiamo per parlare di questo, di darci anche delle informazioni, dei dati e non soltanto. Ben ritrovata Rosanna Bettella, grazie di essere qui con noi, segretaria SPCGL del Veneto. Allora, spreco alimentare perché nei primi giorni di febbraio ricorreva questa giornata mondiale, tra l'altro, contro lo spreco alimentare. In realtà abbiamo delle abitudini insane tale per cui ognuno di noi è responsabile in piccola parte di quel che poi diventa un cumulo enorme di spreco di beni che potrebbero essere utili per chi invece ne ha bisogno. Che cosa che vi ha... Allora, diciamo che il 5 febbraio è la giornata indetta dall'ONU, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, proprio in difesa dell'ambiente. È una giornata in difesa dell'ambiente e in questo specifica è una giornata contro lo spreco alimentare, perché per una sostenibilità ambientale che tutti gli Stati dovrebbero lavorare, impegnarsi per raggiungere l'obiettivo nel 2030, no? Di una sostenibilità ambientale che in qualche modo ci permetta di rassicurarci rispetto al futuro, perché non è che risolveremo tutti i problemi, anzi siamo anche un po' preoccupati perché l'obiettivo è, ahimè, vicino, 2030, e però l'impegno da parte di tutti gli Stati, non solo su questa materia ma su tutte, non c'è, e quindi bisogna davvero darsi da fare. Ma rispetto a questo, che è la giornata mondiale contro lo spreco alimentare, sembrerebbe una cosa così poco importante, e invece il fatto che per esempio in Italia ben 85 tonnellate di cibo vengono buttate via ogni anno per individuo, questo comporta davvero un grave problema a cui dovremmo cercare di rimediare. Vediamo infatti la prima slide, che è come prevenire lo spreco alimentare, che ci dà un po' l'input iniziale per addentrarci nella tematica, perché in realtà la cosa parte da, eccolo qua, da ciascuno anche di noi, a parte dalle grandi aziende, delle multinazionali, dalla GDO, insomma dalla ristorazione piccola, media e grande, poi anche ognuno di noi spreca. Sì. Praticamente il 50% dello spreco alimentare deriva da comportamenti non adeguati delle famiglie. Quindi ecco, anche se perché? Perché noi facciamo parte di quella parte del mondo più ricca e quindi c'è anche molto più spreco da parte delle famiglie, mentre nei paesi a basso reddito c'è meno spreco alimentare, perché dove c'è povertà, dove c'è fame, insomma cercano di mangiare tutto e non di buttare via. Da noi invece c'è questa grave tendenza. Sono interessanti i numeri che abbiamo visto nella slide dello spreco, perché ci fanno un po' riflettere su diversi beni, perché ad esempio cibo gettato 5,1 milioni di tonnellate. Sì, appunto. Che per un valore di 13 miliardi di euro, che non è poca cosa. Sì. Però tra lo spreco c'è anche le emissioni gas serra, 4,8 miliardi di tonnellate, e il consumo di acqua, 180 miliardi di metri cubi d'acqua. Sì, perché nel momento in cui pensiamo che buttiamo via del cibo, dobbiamo pensare che buttiamo via anche tutto il lavoro che è stato fatto per produrre quel cibo. Questo quindi l'acqua che ci è voluta, le emissioni che ci sono state per la coltivazione, perché magari ci sono coltivazioni di serra, coltivazioni di un certo tipo molto spinte, eccetera. E poi una parte di questo va assolutamente perso e buttato via. E quindi sono costi che ricadono comunque. Sono costi che senza rendersene conto paghiamo ognuno di noi. Lo paga in salute, prima di tutto, lo paga come salute ambientale, lo paga anche economicamente nelle bollette.
Certo, questo spreco riguarda anche i più anziani, perché in realtà appartengono a quella generazione dove c'era ancora la mentalità di stare attenti, di non sprecare, perché molti hanno passato dei periodi difficili, no? Oppure sì. sono cambiate le abitudini? Cosa vi risulta? No, vabbè, diciamo che nelle classi di età più avanzate c'è ancora questa mentalità, ma attenta, positiva, assolutamente, diciamo, sì, quello di non sprecare, di essere parsimoniosi, no? E di avere cura di quello che si coltiva per esempio in casa oppure che si compra, e attenti al risparmio, no? Anche in termini appunto economici. Più si abbassa l'età e più chiaramente c'è un'abitudine diversa, si è un po' più delicati, no? Anche nel mangiare, quindi si scartano cose che invece si potrebbero benissimo mangiare. Se possiamo anche fare degli esempi, no? La verdura, la frutta, basta una piccola un piccolo difettino, no? E subito magari scartiamo un frutto intero. L'insalata che è un po' più appassita la buttiamo via. Che in realtà basta metterla in acqua, si ringiovanisce. Sì, in effetti ci sarebbero tanti modi, no? per risparmiare, tanti modi per non buttare e per consumare tutto quello che si compra. Poi c'è tutto il tema di quando si va a fare la spesa. E questo è un altro. Infatti entriamo qua nelle 10 pratiche che avete stilato, 10 buone pratiche. Sì, questo non l'abbiamo stilato noi, l'abbiamo fatto nostro, diciamo, ma è fatto dall'Enea, che è l'agenzia proprio. Cioè i dati sono dati ufficiali? Sì, dall'Enea, sono dati assolutamente ufficiali, è un decalogo che è proprio ben fatto e che aiuta a risparmiare. A stare attenti. Allora, stare attenti. Questi dati, commentiamoli insieme, perché devono far riflettere, secondo me, no? Certo. Allora, il primo punto bisogna stare attenti e valutare il quantitativo di cibo che può essere realmente consumato in una famiglia, e quindi quando si va a fare la spesa sarebbe cosa buona compilare una lista della spesa, guardando a casa cosa manca e poi comprando solo quello, e non lasciarsi coinvolgere dalle tentazioni, perché passando attraverso le corsie, no, dei supermercati siamo attirati, e d'altra parte questa è una pratica del commercio, di mettere in evidenza magari delle cose che non ti passerebbe neanche per la testa di comprare, e quindi magari stiamo un po' più attenti. Concediamoci anche ogni tanto qualcosa di alternativo, di diverso, ma oppure valutare effettivamente quello che possiamo mangiare, perché questa è un'altra cosa. Tante volte prendo questo, poi è un qualche cosa che uno non consuma e non consumerà mai. Sì. C'è questo, c'è il fatto che per esempio non leggiamo bene nelle etichette dei cibi che comperiamo, non guardiamo bene la scadenza. Questo è appunto il secondo punto molto importante: quando fai la spesa controlla la scadenza dei prodotti, pensando a quando utilizzarli. Il mancato consumo si traduce automaticamente in uno spreco. Sì, però anche su questo è bene dire che la data di scadenza è indicativa, non è, non è che preferibilmente non è assolutamente quella che assolutamente che se passa quel giorno butto via tutto perché mi potrebbe far male. No, non è così. Quindi anche questo è da imparare. È da imparare, come adesso in molti supermercati, in molti negozi, mettono proprio uno scaffale con i prodotti vicino alla scadenza, che costano meno e che sappiamo che possiamo consumare in assoluta tranquillità. Assolutamente. Quello che fa capire se un cibo non va bene, intanto è l'odore e il sapore, no? Ce ne rendiamo conto, i contadini, le persone, i nostri anziani di una volta, eccetera, com'è che capivano se una cosa era andata male? In questo modo, no? In maniera molto ad utilizzare i sensi, molto materiale. Se invece guardiamo solo la data, prendiamo paura, diciamo no, questo è scaduto, lo butto via, e
e tanto cibo viene buttato via in questo modo. Assolutamente, questo è molto da stare molta attenzione. E infatti qua vediamo il punto 3. Fai attenzione alle etichette, scegli prodotti che riportano informazioni su tecnologie o ingredienti che aiutano a limitare lo spreco alimentare. Che cosa vuol dire questo? Sì, anche qua è il tipo di fabbricazione, insomma, come è stato coltivato e inscatolato o messo nella confezione di quel prodotto, e quindi avere attenzione rispetto alla filiera, come è stato prodotto, se è di coltivazione biologica, per esempio se si tratta di frutta, di verdura, perché sappiamo che una coltivazione di tipo biologico impatta molto meno nell'ambiente, insomma sull'ambiente, e quindi sarebbe da preferire, anche se sappiamo che i costi sono molto più elevati, però per esempio adesso c'è tutto il tema del mercato a chilometro zero, no? Di comprare a chilometro zero frutta e verdura, ci sono le nostre categorie degli agricoltori, insomma, che fanno questi mercati. Anche qua è un modo, ci si muove, si va al mercato, si compra prodotti più genuini, più salutari, insomma. Più salutari, e questa può essere anche un'idea per le persone magari un po' che sono un po' più pigre, fare un po' di strada in più, sì, se hanno la possibilità di tempo. È anche un momento di socialità, andare al mercato, quindi conoscere altra gente. Poi il 4 vediamo che c'è quel classico simbolo che ci fa capire la riutilizzabilità del contenitore sostanzialmente, no? Del riciclo. Infatti scegli i prodotti con indicato il destino della confezione a fine vita, contribuire a ridurre la quantità di indifferenziata nell'immondizia, e qua ci si torna alla differenziazione delle immondizie, no? Che è un problema, anche questo soprattutto per le nostre persone anziane. Fanno un po' fatica a dividere. È un'impresa. Perché poi, lo sappiamo, non è una cosa così semplice e così intuitiva e immediata. Sì, certe cose si intuisce che vanno nell'umido, no? Altre il vetro è vetro. Ma alcuni sono bravissimi, ma forse perché anche hanno i nipoti che stanno attenti, che seguono. Sì. Altri invece fanno un po' di confusione, ma è anche normale che sia qua così. Bisognerebbe leggere il calendario che ogni comune manda. Diventa impegnativo. Ai propri cittadini, no? Indicando ma se questa cosa dove la devo buttare, e delle volte insomma bisogna stare là a cercare, a leggere, a capire. Ti capitano veramente delle cose che non sai dove vanno, però ripeto, rispetto alle derrate alimentari c'è scritto sulla confezione se è carta da buttare nella carta, se è plastica. Ecco, stiamo attenti e leggiamo, e ci auguriamo che in tutte le confezioni sia scritto anche abbastanza in grande, eccola là, infatti ci sono arrivata. Peccato che queste cose sono scritte in miniature, che bisogna mettersi la lente di ingrandimento, oppure per molti presbiti a distanza, ed è difficile da leggere, ed è vero. Invece bisognerebbe che le aziende in qualche modo, e d'altra parte si vedono prodotti in cui invece è ben evidenziata questa cosa, come anche gli ingredienti o altre cose, e altre appunto dove devi avere la lente di ingrandimento. Infatti allora vediamo qua il punto 5, che è interessante. Preferisci biologico, come diceva lei segretaria, l'agricoltura bio riduce consumi energetici e emissioni di CO2, non inquina le falde acquifere perché non usa fertilizzanti e fitosanitari di sintesi. Così dovrebbe essere in linea di massima. Sì, così è. Dicevo prima, certamente il biologico ha un costo un po' più elevato, però anche qua sempre di più, anche nei supermercati, c'è sempre una filiera bio a prezzi più accessibili, e però, come dicevo, anche andare direttamente nelle aziende dei produttori che fanno biologico. Poi un altro consiglio nel merito è il 6, prepara le vivande anche qui, prepararle con certi accorgimenti per migliorare la conservazione dei cibi. Condisci le verdure al momento di servirle e si mantengono più a lungo. Questa è una cosa interessante, perché uno magari non si rende conto che altrimenti si mette via la verdura già condita e il giorno dopo non la trova neanche più. Insomma, questa è una regola di cucina, insomma, no? Però non diamola per scontata. Poi, come però ci sono altre verdure che invece non puoi mantenere, pensiamo alle patate.
tutti quanti amano le patate, molte persone, però non è che io faccio delle patate bollite e le posso mangiare fra 3 giorni. No, infatti è vero. Perché sviluppano delle tossine che non fanno bene. Brava a ricordarlo, è vero. E qua insomma ci vorrebbe un po' di educazione anche alimentare. La bici, no? che però tante volte si dimentica, è vera. Però le verdure, l'insalata, se si condisce e poi la si lascia là, si macera. Infatti. Poi crea nuove pietanze utilizzando gli avanzi di cucina con fantasia e creatività. Questo è l'altro consiglio che viene dato, che una volta era il consiglio delle nostre nonne, sì. che avevano una fantasia incredibile perché si davano da fare a recuperare tutti i resti, e da là nascevano i famosi piatti che poi sono diventati piatti della tradizione, no? Beh sì, certamente è sempre molto importante, non so, il bollito, no? Con la carne del bollito, fare le polpette, perché non puoi mangiare sempre il bollito, oppure ma anche la stessa pasta asciutta avanzata, si può fare una frittata di pasta. Non è una ricetta qua del nord, è una ricetta napoletana, del sud, no? ma è assolutamente è buona, o siciliana, è molto gradevole. E come tante altre, anche con le verdure, insomma, fare delle torte salate, fare polpette. Ma questo va insegnato anche ai nipoti, no? Per parte dei propri figli deve essere insegnato se non l'ha fatto, ma altrimenti anche i più giovani, perché altrimenti i bambini che una cosa resta poi non la vogliono mangiare e poi viene buttata via. Se invece la nonna riprende queste abitudini, le insegna, è un bel modo anche per stare insieme, no? Certo, certamente. Sono le cose poi, di buon senso. Si sa che i bambini magari hanno una idiosincrasia per una certa verdura o per un certo piatto e se glielo mescoli, no? In mezzo ad altre cose, gli dai una forma e una così. Non lo butti via. È utilissimo. Senza neanche rendersi conto di aver mangiato quel cibo che pensava di non amare. Insomma, in occasione di feste e ricevimenti, che possono capitare anche di frequente o fine settimana, valuta se gli avanzi possono essere consumati a breve e invita gli ospiti a portare con loro parte di quello che è avanzato, che è anche questa è una buona prassi che si utilizzava una volta, spesso, non è offensivo secondo me, perché sono cose buone, insomma, basta non lasciare là 5 giorni nel frigo. Sì, ma questa per esempio è anche una pratica che da un po' di anni, negli ultimi anni, si sta facendo anche quando si va a mangiare nei ristoranti, no? Una volta ci si vergognava di chiedere, o si mettevano via di nascosto il doggy bag, quello che si avanzava, no? Si portava via la borsetta di plastica per mettere via senza farsi vedere. Adesso addirittura sono gli stessi ristoratori che ti chiedono, le porto un contenitore, sì, è meglio che porti a casa, insomma. È tutto cibo che abbiamo pagato, no? Che si paga, e tra l'altro anche buono, preparato e buono, tutto. Tra l'altro, e questa è una buona pratica. Diciamo che noi come paese siamo arrivati per ultimi, perché in altri paesi, anche nell'Europa, nei paesi del nord, questa era assolutamente normale. Infatti, portare a casa, noi ci facciamo tanti scrupoli. Ciò che non si riusciva a mangiare là nel ristorante. E noi siamo sempre un po' più schizzinosi, un po' più vergognosi, non so. Formali da quel punto di vista. Ecco, sì, veramente. Quindi, sì, perché anche a un certo punto la persona si sente in imbarazzo a chiederlo, giustamente, invece non assolutamente da vergognarsi. Ma perché ci si sente in imbarazzo? Perché si è rimasti legati al fatto che se uno chiede, si porta a casa è perché è povero, perché a casa non ha abbastanza da mangiare. C'è forse sotto questo elemento. Questa forma di mentalità, ci tiene legati al passato, no? Toglierlo e fare il pacchettino. Metti gli avanzi di cibo insieme agli shopper in bioplastica biodegradabile, questo è importante, nella raccolta dell'umido, si trasformeranno in ottimo compost. E infatti gli shopper, cioè le borsette dove si mette il cibo biodegradabile dovrebbero essere altrettanto biodegradabili, però dovrebbero durare almeno un giorno, qualche giorno, perché sennò... ma anche perché se noi lo mettiamo nell'organico, il cibo, mettiamo nell'indifferenziata, diciamo, e non nell'umido, questo è un costo per la collettività molto alto. Perché intanto mancato guadagno del compost, perché poi il compost che viene fatto con l'umido viene venduto e quindi l'azienda municipalizzata dei rifiuti insomma ci guadagna, no? Invece
se va a finire nell'indifferenziato ha dei costi di smaltimento, ha dei costi, non vengono smaltiti i costi che ci sono stati all'origine, no? per produrre quel cibo, e quindi paghiamo ancora una volta tutti quanti noi. Quindi ricordiamoci davvero i resti del cibo vanno nell'umido. Esatto, questa è una cosa importantissima, sì. E possibilmente in una sportina adatta. Sì, che deve essere quelle biocompostabili, no? Nel senso esatto. Allora, questo è il stilato, il decalogo che avete estrapolato e che serve un po' per sottolineare, fare attenzione, essere sensibili a queste cose, perché ne va della salute generale di tutti e anche dei soldi della comunità, tra l'altro. Certo, e di ognuno. Esatto. Perché non ci rendiamo conto quanti costi indiretti paghiamo nelle bollette. E quando basterebbe avere uno stile di vita più consono, insomma più sobrio, ecco, chiamiamolo così. Questo è molto utile. Comunque valutare se controllare il frigo, anche se non è il frigo di quelli intelligenti. Assolutamente. Allora, il problema del frigo, anche qua, quando abbiamo del cibo che sta per scadere oppure che abbiamo là da più tempo, mettetelo un po' più basso, un po' più in avanti, perché se lo mettete nei piani più alti e in fondo, infatti è vero, se resta lì ci si dimentica e poi lo si ritrova pieno di muffa, no? dopo magari qualche settimana, ecco, quindi anche là il frigo va guardato abbastanza frequentemente e riposizionate le derrate che ci sono per appunto usarle al momento opportuno e nel tempo giusto. Questi quindi sono i consigli che si danno a tutti, questi fondamentali. Sì. Però io colgo l'occasione, visto che siamo riusciti a farlo anche in un tempo abbastanza rapido, di dedicare qualche minuto a libertà. Perché tra l'altro, a proposito di consigli, suggerimenti, questa edizione poi di febbraio è particolarmente corposa, perché c'è tantissimo dentro che uno ci vuole un mese per leggerla, secondo me. Allora, cosa possiamo dire per questa edizione? La Libertà, che è la vostra rivista, tra l'altro. È la nostra rivista, questa magari la faccio vedere, la copertina di questo mese ha come titolo L'interesse generale, perché la settimana prossima si apre il nostro 21° congresso dello SPI nazionale. Il 21, 22, 23 e 24 di febbraio circa 900, intorno a 900 delegati da tutta Italia saremo a Verona, perché si terrà a Verona, quindi nella nostra regione, il congresso nazionale. E ha come titolo questo l'interesse generale. Perché uno si domanda qual è l'interesse generale di un congresso dello SPI nazionale? È interesse generale perché noi ci consideriamo una categoria che non si limita a pensare al benessere, alle problematiche, a dare risposte alle problematiche delle anziane e degli anziani, i nostri iscritti, ma nel momento in cui ci occupiamo degli anziani ci occupiamo comunque di tutta la collettività, certo. Perché se parliamo di non autosufficienza, se ci mobilitiamo per questo, se chiediamo a gran voce una legge sulla non autosufficienza con risorse adeguate, sappiamo che diamo una risposta all'anziano non autosufficiente ma a tutta la sua famiglia. Quindi, certo. E se facciamo una battaglia per la sanità è un diritto universale per tutti quanti e così via, insomma, no? Quindi occuparci da parte nostra delle anziane e degli anziani significa occuparci di diritti di cittadinanza che sono di tutte le persone. Certo, questo è importantissimo. E quindi noi anziani ci interessiamo, abbiamo un interesse generale per il bene del nostro paese, per il bene della collettività. Ecco, poi per entrare ancora nel merito, la prendo un attimo in mano, sì. Così la sfogliamo e raccontiamo. Qui parla dicevo, tante tematiche, perché si parla delle pensioni, sì, certo. E tra l'altro della rivalutazione delle pensioni, dei termini in cui sono state rivalutate. Tema triste. Però almeno uno può vedere, ci sono le percentuali di perequazione, certo. E fare il proprio calcolo, quindi lo vede un po' schematizzato, e qui avete fatto anche delle vostre osservazioni, tra l'altro. Sì.
Sì, la nostra rivista ha degli articoli molto concreti, molto tecnici, insomma, che spiega bene le cose che riguardano il nostro assegno pensionistico, insomma il nostro reddito da pensione, ma poi spazia su tante cose, dà consigli utili. Io dico in tutto il vivere sociale, insomma, no? delle persone. Ecco, infatti su questo punto, dicevo, è bello corposo questa volta qui perché ci sono tanti articoli di approfondimento. Non mi resta che, visto che siamo in chiusura, che poi parla anche dell'Europa, parla di tante iniziative, l'assistenza domiciliare, di cultura, assistenza domiciliare, come muoversi, come verrà riformata anche l'assistenza sociale, sanitaria, come ci sarà una riforma col PNRR, insomma, per essere aggiornati, Liberetà ci si abbona €1. 15 euro al mese. Esatto, all'anno, €1 praticamente. All'anno. Esatto, per cui non significa veramente pochissimo, e almeno si è aggiornati, arriva per abbonamento postale, quindi arriva a casa direttamente alla persona anziana. Si può fare l'abbonamento online, basta entrare nel sito di Liberetà. Quindi si può farsi, chi non può farlo lo si fa aiutare e quindi riceve anche l'abbonamento. Però il cartaceo è sempre il cartaceo. No, ma dopo arriva, per fare l'abbonamento, però noi preferiremmo che veniste nelle nostre sedi, e allora che andate sono davvero in quasi tutti i comuni, diciamo. E allora andate nelle sedi dello SPCGL, che sollecitiamo a farlo, perché poi con semplice codice fiscale può essere vista nuovamente la posizione pensionistica, vedere se si ha diritto a qualche cosa, e spesso succede che questo avviene, e poi le proiezioni invece per la pensione con le sedi dello SPIO e le sedi INCA con cui siete collegati. Grazie segretaria, è stata qui con noi, grazie a voi telespettatori, rivedete naturalmente la puntata nell'ambito di TV7 con voi sera nel sito internet. Buon proseguimento, ci vediamo dopo la pubblicità.